Anna Sanna, e vediamo il terzo tentativo di Alessandra Barilli della Santa Monica di Misano. E ci riesce. A questo punto siamo con, mi pare di vedere qua, 3 atleti ancora in gara. Si tratta di Barbara Bettella della Giovanni Scavo 2000, Alessandra Barilli, e dovrebbe esserci anche Michela Guarise della Edealdor Libertas San Biagio. Vediamo quanto viene messa l'asticella ora, forse 1,24. Ricordo che le prime gare di corsa dovrebbero iniziare alle ore, con i 200 ostacoli alle ore 10, quindi fra poco meno di 10 minuti ci saranno le serie dei 200 ostacoli femminili. C'è anche Laura Mencarini in gara ancora, l'atletica dei Gelsi, che si è presentata a questa gara con 1,10 e che ancora riesce a superare 1,24, visibilmente soddisfatta, e ne ha ben donde. L'atleta dell'atletica dei Gelsi di Roma ha migliorato di ben 14 cm il suo stagionale, l'atleta, e ora è in gara la trevigiana Guarise, che la Guarise, che commette il suo primo errore in questa gara, ma dimostra di poter superare l'asticella. Quindi Guarise ha ancora 2 tentativi a sua disposizione per superare l'asticella, e va in pedana Barbara Bettella della Giovanni Scavo. Un percorso fino a questo momento esente da errori per l'atleta romana. Ed ecco il primo errore purtroppo per lei in questa gara, che ha un personale, lei ha un personale di 1,20 e 32. Torna in pedana ora Alessandra Barilli, che in precedenza al terzo tentativo aveva superato l'asticella a 1,21. Qualora superasse questa misura sarebbe il suo primato stagionale. Errore su questa quota per l'atletica, per la romagnola della Santa Monica di Misano. E fino a questo momento allora al comando c'è Laura Mencarini dell'atletica dei Gelsi, che presentatasi con 1,10 m a questa gara ha ottenuto al primo tentativo 1,24. È il turno di Michela Guarise, Edealdor Libertas San Biagio. Ecco la Guarise che supera anche l'1,24 e alza le braccia al cielo gioiosamente. Michela Guarise aveva 1,20 m di personale, quindi migliora di nuovo la sua miglior misura stagionale, ben 2 volte. È il turno ora di Barbara Bettella. Secondo tentativo, questa volta positivo per la portacolori della Giovanni Scavo 2000, quindi prosegue la sua gara, una SF55 Barbara Bettella, quindi buono il suo risultato. Alessandra Barilli, secondo tentativo a 1,24. Ancora un errore per la romagnola del Santa Monica. E andiamo al terzo salto con Alessandra Barilli, che ha l'ultima possibilità. Già in precedenza al terzo salto aveva ottenuto
1,21, vediamo se riuscirà a ripetersi anche in questa misura. Non riesce purtroppo, anche se il salto era anche abbastanza buono, direi. Però conclude così la sua gara Alessandra Barilli. Quindi ora l'asticella verrà portata, presumo, a 1,27 m. E si prosegue con 3 atlete ancora in gara. Si tratta di Laura Mencarini dell'Atletica dei Gelsi, Michela Guarise della Ideal d'Or Libertas San Biagio e Barbara Bettella del Giovanni Scavo di Roma. (1,27) la prossima misura, mentre vediamo che stanno facendo il loro ingresso in campo le concorrenti della prima serie dei metri 200 ad ostacoli, che dovrebbe partire tra poco meno di 5 minuti. Ed è terminato sono terminati i salti del primo gruppo del lungo maschile. 1,27, primo tentativo per Laura Mencarini dell'Atletica dei Gelsi Roma. Percorso netto per lei fino a questo momento, nessun errore. Lei che si è presentata a questa gara con una stagionale di 1,10 m, ricordiamo, già migliorato notevolmente. Ed ecco il suo primo errore. Primo tentativo per Michela Guarise, trevigiana della Ideal d'Or Libertas San Biagio, sulla quota di 1,27. Già anche Guarise si è migliorata portando la sua miglior prestazione stagionale da 1,20 a 1,24. Vediamo se riuscirà a migliorare ulteriormente. E peccato perché sembrava superata l'asticella, invece poi ha vibrato un po' ed è caduta, quindi solo rinviata. Vediamo il primo tentativo di Barbara Bettella, Giovanni Scavo 2000. Un errore per l'atleta romana. Ora tutte e tre le atlete hanno commesso errore nel primo tentativo e vediamo il secondo tentativo di Laura Mencarini. Un errore per l'atleta dell'Atletica dei Gelsi di Roma, SF40. E vediamo il tentativo di Guarise, che ha sfiorato il successo nel salto precedente. Vediamo se ci riuscirà in questo a superare la sticella 1,27 per migliorare ulteriormente il suo personale stagionale. E questa volta è sport. Vediamo se viene giudicato buono questo salto. Si era alzata la bandiera bianca, quindi lasciamo che sia, no, forse viene giudicato buono. Sì, gioisce l'atleta, si era già alzata la bandiera bianca, quindi viene giudicato valido il salto di Guarise, che quindi migliora ulteriormente 1,27. In effetti era l'atleta che aveva dato segnali più positivi su questa misura. Intanto, mentre è in pedana per il suo secondo tentativo Barbara Bettella, vediamo che sono pronte le concorrenti della prima serie dei metri 200 ad ostacoli. Vediamo con le immagini se è possibile. Barbara Bettella non riesce anche a superare anche il secondo tentativo, con immagini alla partenza dei metri 200 ad ostacoli.
con Fulvia Rocca in corsia 1, Vittorio Alfieri di Asti, Graziella Tronchin, Libertas Idealdor, Libertas San Biagio in corsia 3, in corsia 4 la Serena Caravelli dell'Atletica dei Gelsi, in 5 Consuelo Marras della Giovanni Scavo 2000, in corsia 6 Pernelli Meri Grezianu dell'Ambrosiana, in corsia 7 Anna Pergola della Vis Nova ed in corsia 8 Tiziana Olivieri della Giovanni Scavo 2000. 200 ad ostacoli, una gara che si corre poche volte, si corre praticamente solo ufficialmente nella categoria Master, ma che viene corsa anche qualche volta anche per il settore assoluto. Ecco lo sparo, 200 ad ostacoli con 10 ostacoli posti alla metà degli ostacoli dei 400 ad ostacoli. Vediamo un avvio molto veloce di Serena Caravelli in corsia 4. Serena Caravelli, nettissimo il suo vantaggio, piuttosto efficace la sua tecnica di passaggio dell'ostacolo. Eccola Serena Caravelli che si tuffa verso il traguardo e va a vincere con un tempo di 30,86, direi notevole, anche se non aveva un tempo di accredito l'atleta romana. Al secondo posto vediamo che arriva Consuelo Marras della Giovanni Scavo, 30,86, e mette una seria ipoteca sulla vittoria Serena Caravelli, sulla vittoria in questa gara. Quindi prima serie con un risultato piuttosto interessante da parte di Serena Caravelli, SF35, mentre è stata portata oltre a 1,30 l'asticella e c'è Michela Guarise della Idealdor Libertas San Biagio a tentare questa misura. Diciamo che è stata un po' fortunata sfortunata, perché diciamo, aveva sfiorato l'asticella, proprio sfiorata, ed è caduta dopo qualche secondo, quindi già il giudice aveva alzato la bandiera bianca. In questo caso deve essere decretata la validità del salto, ed è stato così nel salto precedente. Mentre vediamo che hanno fatto il loro ingresso in campo anche le atlete della seconda serie, sono tutte concorrenti che hanno tempi di accredito che vanno dai 35 secondi ai 39 secondi. Tra poco presenteremo, andiamo a seguire intanto il salto di Michela Guarise, il primo salto a 1,30, e diciamo che potrebbe anche starci. Ha ancora 2 tentativi a disposizione per lei, ma andiamo a presentare con calma la seconda serie dei metri 200 ad ostacoli donne, che vedrà al via in corsia 2 per l'Asse Giglierosso Firenze Daniela Aldrovandi, personale di 39,26, in corsia 3 Renate Koffler del Sport Club Meran, 36,61 il suo tempo di accredito, in corsia 4 Loredana Turreni Roma Atletica, accreditata di 39,19, in 5 Maria Chiara Passigato insieme nel Food Verona, che dopo vedremo nella seconda serie dell'alto probabilmente, con 37,62 di accredito, in corsia 6 Paola Paolicchi Atletica Pistoia, accreditata di 35,82, in 7 Patrizia Passerini della Quadella Bologna, 39 secondi netti, e in corsia 8 Licia Pari della Santa Monica di Misano, 38,58. La vedo dura superare il tempo ottenuto da Serena Caravelli nella prima serie, ma qui ci sono concorrenti di buon livello. Mentre siamo anche in attesa del terzo tentativo di Guarise, di Michela Guarise, del secondo tentativo di Michela Guarise sulla quota di 1,30 m. Sono entrati anche i concorrenti del secondo gruppo del salto in lungo maschile e mi pare sia iniziata anche la gara del lancio del martello, secondo gruppo. Siamo ancora al primo turno di lanci.
lanciato in questo momento nel martello Giancarlo Pasquali della Biotecna Marcon, un lancio tra i 30 e i 40 metri, e Guarise supera anche 1,30 m, e questa volta l'asticella non cade, quindi ha diciamo rimesso le cose a posto, come si suol dire, e quindi senza dubbi il suo 1,30 m è validissimo. Prossima misura a tentare sarà 1,33 m, mentre parte la seconda serie dei 1,200 m d'ostacoli. Un avvio veloce di Nelly Mary Gresseanu dell'Ambrosiana in corsia 6. Gresseanu al comando, si fa vedere anche in corsia 3 Graziella Tronchine della Idardor Liberta San Biagio in seconda posizione in questo momento. Gresseanu e Tronchin sono queste due che si stanno giocando la vittoria in questa seconda serie. Qua c'è anche una caduta purtroppo, e Gresseanu che va a vincere. Gresseanu va a vincere in 35 e 95. No, chiedo scusa, era Paola Paulicchi dell'Atletica Pistoia. Stavo guardando, chiedo umilmente scusa, stavo guardando l'elenco della prima serie. Era Paulicchi che ha vinto davanti a Renate Koffler dello Sporting Club Meran. 35-95 per Paulicchi, sfiora il primato personale stagionale. 1,33, quasi riuscito per l'atleta trevigiana Michela Guarise, che salto dopo salto migliora la sua tecnica e anche il suo entusiasmo, evidentemente, che la porta a questo era veramente un salto straordinario sulla misura di 1,33. Sarà interessante anche questo secondo turno di salti nel lungo, dove ci sono atleti che vantano personali, qualcuno anche molto superiore ai 6 metri, quindi avremo buoni salti sicuramente. C'è ancora un tentativo, no, c'è ancora due tentativi per la portacolori della Idealdor Liberta San Biagio, Michela Guarise, nel tentativo, nella speranza di migliorare ulteriormente il suo personale, che è già portato da 1,20 a 1,30, quindi migliorato di 10 cm, e sono pronte le concorrenti della seconda serie dei 200 d'ostacoli. Se andiamo ad inquadrare la zona di partenza, abbiamo in seconda corsia Laura Galeano dell'Atletica Leggera Portici, accreditata di 34,3, in 3 Elisabetta Dodi della Trieste Atletica, 34,36 per lei, in corsia 4 Antonella Giolivi della Vittorio Alfieri con 33,88, che è una delle più accreditate di questa gara. In corsia 5 Federica Benvenuti Santa Monica con 34,17, in 6 Barbara Ferrarini della Virtus Castenedro, accreditata di 34,40, in corsia 7 per la Südtirol Team Club, l'atleta col miglior tempo di accredito 32,41, si tratta di Erika Niedermayer, e in corsia 8 per l'Assisi di Rosso Firenze Giusy Lacava, che è accreditato di 34,43. Rimane come miglior tempo sempre quello ottenuto da Serena Caravelli nella prima serie, con un tempo poco inferiore ai 31 secondi. Ha ancora un tentativo a disposizione intanto Michela Guarise della Idealdor Liberta San Biagio. Per Michela Guarise è una SF60, no, chiedo scusa, SF40, classe 1971. Quindi ancora un tentativo per migliorare ulteriormente il suo primato stagionale. Sono pronte le atlete della terza serie, poi avremo 4 serie dei 200 d'ostacoli maschili.
qualche istante per la partenza, mentre c'è l'ultimo tentativo sulla pedana dell'alto per Michela Guarise. Vediamo se riusciamo a seguire questo suo ultimo tentativo prima della partenza della terza serie dei 200 ad ostacoli. Eccola che si sta concentrando l'atleta trevisana e sfiora l'asticella. Potrebbe starci anche questa misura, ma purtroppo si conclude la gara per lei, che si è già migliorata di ben 10 cm in questa gara. E allora andiamo con le immagini a seguire la partenza della terza serie dei metri 200 ad ostacoli donne, mentre prosegue la gara del martello maschile secondo gruppo. Siamo ancora nel primo turno di lanci ed è Nicola Lodi che è entrato in pedana in questo momento. Anzi no, si tratta di Giancarlo Gaetano Marchese della Puntese di Catania. Lancio superiore ai 30 metri, mentre sono pronte le concorrenti della terza ed ultima serie dei 200 ad ostacoli donne. Tempo da battere 30 e 60 qualcosa ottenuto da Serena Caravelli nella prima serie, con una ottima condotta di gara e una tecnica di passaggio dell'ostacolo piuttosto interessante. Ecco la partenza valida. Molto equilibrio in questa prima fase. Vediamo in corsia 7 Erika Niedermayer della Südtirol Team Club, ma molto bene si sta comportando in corsia 4 anche Antonella Giulivi della Vittorio Alfieri di Asti, che ora si è portata al comando. Giulivi Niedermayer, sempre Giulivi al comando. Siamo all'ultimo ostacolo ed è Giulivi che va a vincere. Antonella Giulivi della Vittorio Alfieri di Asti, 34,09 davanti a Erika Niedermayer. Quindi la vittoria va a Serena Caravelli, almeno per quanto riguarda la prestazione cronometrica. Poi ci saranno i sistemi di compensazione, mentre nella pedana del martello va in pedana Francesco De Santis dell'Athlon Bastia. Francesco De Santis, anzi no, è cambiato il numero, è quello di Enrico Bellin della Biotecna Marcon. Enrico Bellin tecnica piuttosto buona, non altrettanto il finale di questo lancio per l'atleta in forza alla società veneziana. Un lancio vicino ai 40 metri, forse anche superiore. Vediamo cosa dice il misuratore. Sì, infatti superiore ai 40 metri, 40 e 50, no, vediamo 40 e 59 per Bellin. In precedente aveva lanciato De Santis, che è l'atleta che ha la miglior misura di accredito, con 54 metri. Ora possiamo fermarci con le immagini sul martello, perché ancora non sono entrati i concorrenti delle altre gare, non è iniziata ancora la gara del lungo, quindi andiamo a seguire un po' più dettagliatamente questa gara, questa seconda serie del lancio del martello. Siamo al termine della prima serie di lanci, che ora vedrà in pedana della Trieste Atletica Alessandro Alfè.
16,99 il lancio di Alessandro Alfè. Va ora in pedana per il secondo lancio Franz Schöll del Sport Club Meran. Franz Schöll non ha una misura di accredito, vediamo in questo secondo lancio come si esprimerà. Qualche problema di equilibrio, ma si alza comunque la bandiera bianca. Un lancio superiore ai 30 metri per l'alto atesino Franz Schöll. Va in pedana ora Francesco Rappo della Virtus Est Valbona, che abbiamo visto ieri nella gara dell'Alto. Non gira di piedi, ma riesce comunque ad infilare il martello nel settore di lancio, quindi buono questo suo lancio. È il turno di Giancarlo Pasquali. Giancarlo Pasquali, portacolori della Biotecna Marcon. Non male questo suo lancio. Giancarlo Pasquali è un M60. La tecnica non è raffinatissima ma efficace, infatti il lancio è ben al di sopra dei 30 metri. Sì, siamo sull'ordine dei 35 metri, 35 e 19 per lui, 35 e 19 per Giancarlo Pasquali. Va ora il romano Francesco Fernando Lupi della Roma Atletica al suo secondo lancio. E mi sa che finisce fuori settore, infatti così è, finisce fuori settore il lancio dell'atleta romano, quindi la pedana passa a Riccardo Innocenti dell'Atletica Pistoia. Immagini sulla pedana del martello con Riccardo Innocenti, Atletica Pistoia, al suo secondo lancio, che sembra riuscire anche piuttosto bene. Si alza la bandiera bianca, lancio vicino ai 40 metri per l'atleta toscano, 37 e 98. Vediamo ora quello di Paolo Preta della Ansicora Cagliari, mentre vediamo che hanno fatto il loro ingresso in campo anche i concorrenti della prima delle 4 serie dei 200 ostacoli. Avremo modo di presentarla poi. Paolo Preta ha un personale di 32,08. Metri di personale, che con questo lancio dovrebbe aver abbondantemente superato l'atleta sardo. Infatti così è, 34 e 29 per Paolo Preta. Va ora Giulio Lombardi della Virtus Castenedolo al suo secondo lancio.
Lombardi, personale stagionale di 35,52 che va ad avvicinare sensibilmente 33,69. Ora uno dei più quotati tra gli atleti in gara, Marin Mileta della Olimpia Amatori Rimini. Marin Mileta un M55 che ha un personale di 42,11. Vediamo come riesce ad affrontare questo secondo lancio. No, ci rinuncia. Quindi direi di andare a presentare, vediamo se riusciamo, andiamo a presentare la prima serie dei metri 200 ad ostacoli uomini. Qui ci sono atleti che non hanno tempi di accredito, quindi come è successo in precedenza potrebbe uscire qualche buona prestazione. Vediamo in corsia 1 Luca Tonello, ecco il motivo per cui ieri non ha affrontato il salto in alto, perché si è ritenuto per dovere di scuderia di schierarlo in un'altra gara. Luca Tonello, Tortellini, Voltan, Martellago in corsia 1. Adriano Vettorello della Virtus Este Valbona in 2. In 3 c'è Claudio Rapaccioni della Roma Atletica, in 4 Marco Ugolini della Assi Giglierosso Firenze, corsia 5 per Stefano Simeonato della Tortellini Voltan Martellago, in 6 Ercole Sesini della Roadrunners Club Milano, in corsia 7 Giordano Ferrari, Olimpia Amatori Rimini, ed in corsia 8 Alessandro Testa, Giovanni Scavo 2000 Roma. Ci sono solo 2 atleti che hanno l'accredito, 36,28 per Rapaccioni e 37,33 per Testa. Vediamo come andrà questa gara. Vengono chiamati sui blocchi i concorrenti, quindi parte la prima delle 4 serie dei metri 200 ad ostacoli uomini. Valida la partenza, c'è un avvio veloce in corsia esterna, corsia 8 per Alessandro Testa della Giovanni Scavo 2000, una caduta purtroppo. Bene, sta rinvenendo in corsia 1 Luca Tonello che pur non possedendo una tecnica sopraffina riesce a prevalere e va a vincere in 31,38 davanti a Stefano Simeonato davanti a Ercole Sesini della Runners Club Milano. Questo è l'esito della prima serie, 31,38, quindi tempo da seguire, da tenere in considerazione, quello ottenuto da Luca Tonello della Tortellini Voltan Martellago. Mentre nella pedana del martello dovrebbe andare in pedana Francesco De Santis, che è l'atleta più quotato. Ricordiamo De Santis ha lanciato anche peso oltre i 20 metri. La tecnica è piuttosto raffinata e questo suo lancio è intorno ai poco inferiore ai 50 metri. Si presentava questa gara con 54,01, poi vedremo la risposta anche di Bellin, Enrico Bellin della Biotecna Marcon, che in precedenza ha lanciato 40,59, 47,52 per De Santis. E allora vediamo il lancio di Enrico Bellin della Biotecna Marcon, M40, 40,59 nel suo primo lancio, un lancio che per la verità non era riuscitissimo, quindi suscettibile di ulteriore miglioramento. E purtroppo gira molto veloce ma non riesce a tenere la pedana
il veneziano. E andiamo a vedere la composizione allora della seconda serie dei metri 200 ad ostacoli uomini. Se andiamo con le immagini sulla partenza, vediamo in corsia 1, per i colori della Trieste Atletica c'è Tullio Rovatin che ha un personale di 33,56, in 2 Luca Salvatori, Sef Macerata 32,91, corsia 3 per Mariano Morandi, Quercia Trentingrana 31,25, in corsia 4 Enrico Bellosio Atletica Ambrosiana accreditato di 36,01, in 5 Andrea Usai dell'Amsicora Cagliari 30,88 il suo tempo di accredito, in 6 Giulio Mallardi Sef Macerata accreditato di 35,34, in corsia 7 Antonio Montaruli della Roadrunners Club Milano 31,54 e in corsia 8 Sergio Emilio De Pretis dell'Ambrosiana con 32,77 di accredito. È la seconda serie dei metri 200 ad ostacoli, mentre abbiamo fatto il loro ingresso in campo anche le concorrenti della seconda serie dell'alto femminile ed è iniziato anche il secondo turno di salti maschile nel lungo. Va ora in pedana Luciano Bau della Master Atletica che ha un personale di 6,42. Luciano Bau è una M35. Purtroppo c'è la bandiera rossa per lui, quindi non è valido questo salto. Nel martello invece c'è il lancio nullo di Franz Schöll. Francesco Rappo, quello che è entrato in pedana in questo momento nel martello per la Virtus Est Valbona. Sono pronti dietro ai blocchi i concorrenti della seconda serie: Rovatin, Salvadori, Morandi, Bellosio, Usai, Mallardi, Montaruli e De Pretis dalla prima alla ottava corsia. Ancora un po' di tempo per provare la ritmica fra gli ostacoli, mentre nel martello il lancio che abbiamo visto era quello del numero 23 Fernando Lupi della Roma Atletica, un lancio poco superiore ai 30 metri, 31,59 per atleta romano. Va ora in pedana nel martello Riccardo Innocenti dell'Atletica Pistoia.
Buono il lancio di Innocenti, che in precedenza aveva lanciato a 37,98, ma potrebbe aver ulteriormente migliorato con questo lancio. Infatti porta al di sopra dei 38 metri, 38,28. Quella che vediamo al centro del campo è la premiazione della gara del Giallotto, che si è conclusa ieri in tarda serata con la vittoria di Luigi Angelo Brolo dell'Atletica Ambrosiana davanti a Lucio Bugliatti della Tortellini Voltanna Martellago, e al terzo posto Vincenzo Cappella dell'ASEF Macerata. Eccolo Luigi Angelo Brolo, che ha lanciato a 32,93, un M75, quindi grande risultato per lui. Andiamo con le immagini sulla partenza dei 200 ostacoli, perché sta per partire la seconda serie dei metri 200 ostacoli. Partenza valida, quindi prosegue la gara. In evidenza per la quercia Trentingrana Mariano Morandi, che per la verità ha fatto un po' di tutto nella sua carriera, un ottimo mezzofondista nel passato, ora impiegato anche come sciepista, quindi la tecnica non è male, ma vediamo che in corsia 5 Andrea Usai della Sicora Cagliari va a vincere davanti a Montaruli e poi Morandi, tempo 30,68, quindi miglior tempo fino a questo momento per Andrea Usai, che ottiene anche la sua miglior prestazione stagionale, che era di 30,88. Nel martello il lancio di Marin Mileta, che non va oltre i 32-33 metri, lui che ha un personale di 42 metri. Ottima quindi prestazione per Andrea Usai della Sicora Cagliari M45, ma ottimo anche il comportamento di Mariano Morandi, che viene dal mezzofondo e quindi non dovrebbe teoricamente essere molto a suo agio in queste distanze veloci, e invece è riuscito a ottenere un ottimo risultato. Si sta misurando intanto nel martello il lancio di Paolo Vecchi della Master Atletica, che ottiene 32,46, chiedo scusa, 32,46 per Paolo Vecchi. È il turno ora di Stefano Muzzolon della Virtus Este Valbona. No, invece appare il numero 16, quindi non è Muzzolon, ma è Nicola Lodi della Fratellanza Modena. Mentre già vediamo che sono entrati i concorrenti della terza serie dei metri 200 ostacoli, e direi che andiamo a presentare questa terza serie. Terza serie con in corsia 1 Paolo Lombardi della Virtus Castenedolo, accreditato di 29,01. In corsia 2 Giuseppe Altamura, Olimpia Amatori Rimini, 30,80 il suo tempo di accredito. In 3 Marco Bianchi della Athlon di Bastia Umbra con 30,01. Corsia 4 per Maurizio Ceola, Master Atletica, 29,08.
5 per Luigi Rebuzzi della Virtus Castenedolo 29,45, in corsia 6 Roberto Fortunato della Master Atletica 29,87, in 7 Renzo Romano dell'Atletica Pistoia accreditato di 28,99 ed in corsia 8 Carlo Possati Atron Bastia con 28,90, quindi prende quota a livello tecnico di questa gara nella terza serie. Poi ne avremo una quarta dove ci saranno anche tempi al di sotto dei 28 secondi, addirittura 25 secondi. (33,97) intanto nel martello per Marchese, e va in pedana Francesco De Santis. Andiamo a seguire la pedana del martello se è possibile con Francesco De Santis, che è il dominatore di questa gara fino a questo momento. Un personale di 54 metri per l'atleta umbro. Purtroppo è nullo questo lancio di De Santis, che va a cadere proprio al di là dei 50 metri, e allora torna in pedana per il terzo lancio il veneziano Enrico Bellin, che, se non ho perso qualche passaggio, occupa la seconda posizione di classifica in questo secondo gruppo. Seguiamo il lancio di Bellin e poi ci sarà la partenza della terza serie dei metri 200 ad ostacoli. Si alza ancora la bandiera rossa per lui. Qualche problema a rimanere nella pedana, molto veloce nel girare. Parte la terza serie dei metri 200 ad ostacoli uomini. Lombardi, Altamura, Bianchi, Ceola, Rebuzzi, Fortunato, Romano e Possati dalla prima alla ottava corsia. Lo sparo e il via di questa terza serie, avvio piuttosto deciso di Paolo Lombardi della Virtus Castenedolo in corsia 1, che però si ferma. C'è qualche caduta, speriamo niente di grave. Maurizio Ceola in corsia 4, ed è il vicentino Maurizio Ceola della Master Atletica che si aggiudica questa serie davanti a Pierluigi Rebuzzi della Virtus Castenedolo. 28,15 per Ceola, che si migliora di un secondo, di quasi un secondo. Molto bene si è comportato anche Pierluigi Rebuzzi, che con 29,45 dovrebbe aver migliorato il suo personale nel corso di questa gara. E già incalzano i concorrenti della quarta ed ultima serie, quindi tra poco andremo a presentare anche questa interessantissima serie. Ma nel martello vanno ad iniziare da iniziare il quarto turno di lanci con Franz Schell della Meran Sport Club M60. E purtroppo è nullo questo lancio, perché il martello tocca fuori dalla pedana durante la fase di giro, quindi non può essere considerato valido. Ci sarà anche la cerimonia di premiazione della 4% uomini tra poco,
che è stata l'ultima gara in pista disputata ieri, ma andiamo a seguire, andiamo a presentare la seconda, ancora un lancio superiore ai 22 metri per Rappo, Francesco Rappo della Virtus Este Valbona, mentre c'è Giancarlo Pasquali in pedana della Biotecna Marcon. Lancio poco sopra i 30 metri per Pasquali, e mentre vengono chiamati i concorrenti della 4% alla premiazione, io vado a presentare la composizione della serie numero 4, ma direi di attendere, la presenteremo successivamente. Aspettiamo che venga effettuata la premiazione di questa 4%. Sentiamo lo speaker di campo che chiama i concorrenti, quindi lasciamo a lui la chiamata per la premiazione. Virtus Castenedolo in seconda posizione. E Master Atletica che sale sul gradino più alto del podio. Tra l'altro fa parte del gruppo anche Maurizio Ceola, che abbiamo visto vincere poco fa la serie con primato personale, la serie dei 200 ostacoli, quindi ancora col fiatone sul podio Maurizio Ceola, granitico atleta della Master Atletica. E mentre continuano a gioire gli atleti sul podio, andiamo alla presentazione della serie numero 4 dei 200 ad ostacoli uomini. Serie numero 4 con in corsia 1 per i colori della Biotecna Marcon Alberto Lago, accreditato di 28,10. In 2 per la Giovanni Scavo 2000 Jorge Molestina Moreno, accreditato di 27,21. In 3 Simone De Luca, la Fratellanza 1874 con 26,85 di accredito. In corsia 4 Thomas Oberhofer, Südtirol Team Club 28,34. In corsia 5 Paolo Citterio è l'atleta col miglior tempo di accredito, Daini Karate Brianza 25,74. In 6 Roberto Pellanda sempre della Karate Brianza con 28,32. Corsia 7 per Roberto Amerio della Vittorio Alfieri di Asti con 28,47. E in corsia 8 Marco Agostinelli della Biotecna Marcon, accreditato di 28,41. Partono i concorrenti della quarta ed ultima serie dei 200 ad ostacoli uomini. Valido l'avvio e subito vediamo in evidenza il favorito, super favorito di questa gara, Paolo Citterio della Daini Karate Brianza, che si porta subito al comando, molto efficace la sua tecnica di passaggio. In seconda corsia si fa vedere Jorge Molestina Moreno, ma è senza avversari Paolo Citterio e va a vincere in 26,21 davanti a Moreno della Giovanni Scavo. Paolo Citterio, Daini Karate Brianza 26,21, quindi miglior tempo per l'atleta lombardo,
che si aggiudica quindi questa gara dal punto di vista cronometrico. Poi vedremo. Nel lungo chiama la clac il Almicar Mora Bonel, che ha un personale superiore ai 7 metri, atleta di origine cubana, che ieri si è aggiudicato, che è quello che ha saltato più lungo ieri nel triplo. Poi non è detto, non ha vinto la gara ovviamente perché ci sono i sistemi di compensazione. Vediamo la misura di questo suo salto, che dovrebbe essere poco superiore ai 6 metri. 6,36 per l'atleta in forza alla Amatori Rimini. Concluse le serie dei metri 200 ad ostacoli uomini. Ora avremo in pista gare di mezzo fondo con i metri 3000 donne e poi a seguire i 5000 metri uomini, e intanto però continuano le gare nelle pedane. Siamo nell'alto seconda serie sulla quota di 1,15 alto femminile, ed è terminata, mi pare di vedere, la gara del lancio del martello, la seconda serie della gara del lancio del martello. Anzi no, non è terminata, c'è qualche problema nel recuperare un martello che si è impigliato sulla rete, quindi siamo ancora in piena quarta serie di lanci. Quella che invece prosegue è la gara del lungo maschile, dove siamo giunti al secondo turno di salti e c'è Ivan Spini in pedana. Eccolo che lo vediamo nell'immagine, Ivan Spini della Amsicora Cagliari. Un buon salto per lui, intorno poco sotto forse ai 6 metri. Ivan Spini si presenta a questa gara con un personale di 5,72. Vediamo quanto vale questo suo salto, questo suo secondo salto, 5,57 per l'atleta di Cagliari. E ora va sempre per la Daini Karate Brianza Giovanni Tiziano Crippa in pedana. Ripresa la gara del martello con Lombardi che ha lanciato, mentre Crippa ottiene un nullo in questo suo secondo salto. 37,19 per Lombardi. Ora Marin Mileta, uno dei più quotati atleti in gara, che però ancora non ha trovato la giusta ritmica nel lanciare. Forse questo è il suo miglior lancio della gara. No, ha fatto anche di meglio in precedenza l'atleta in forza all'Olimpia Amatori Rimini.